Buongiorno, nella rubrica di Veneto Globe Voci da, oggi ospitiamo Mattia Gosetti, sindaco di Cibiana di Cadore e musicista. È stato eletto alla carica di sindaco il 26 maggio 2019, quindi meno di un anno fa. Mattia Gosetti in questi anni è però conosciuto più come musicista che come sindaco. Ha realizzato anche un musical che è stato messo in scena a valle e che è rientrato nel programma per le celebrazioni dei 600 anni dell'Alleanza del Cadore con la Serenissima. Signor Sindaco Gosetti, partiamo proprio dal suo musical, Le Balle del Canon, che per i veneti che ci stanno seguendo sarà un'autentica scoperta. Com'è nata questa vicenda? Intanto buongiorno a tutti quanti. Sì, ecco, io sono un autore di musical e di opere rock e spesso appunto le tematiche che io tratto con i miei lavori sono la storia del territorio, la gloriosa storia della Serenissima Repubblica di San Marco, della quale appunto fanno parte sia i territori veneti che oltre anche i territori del Friuli, della Lombardia, per non citare tanti altri territori del Mediterraneo. La Balles de Canon in particolare è una storia che parte da Cibiana di Cadore, racconta un'antica usanza di Cibiana che è quella della fabbricazione delle palle di cannone. A Cibiana c'erano delle miniere di ferro che sono state operative dal 1420, cioè con l'annessione alla Serenissima Repubblica di San Marco, fino agli ultimi anni del Settecento, e noi forgiavamo appunto armi, palle di cannone per la Serenissima, e con gli avanzi delle palle di cannone potevamo forgiare altri oggetti come si facevano nelle comunità circostanti, nelle comunità limitrofe. Per esempio a Zoldo facevano i chiodi, ecco, noi a Cibiana siamo diventati celebri per le chiavi. Voi siete stati, voi siete stati protagonisti della, come Cibiana, della battaglia di Lepanto anche. Ecco, appunto nel trama della Balles di Canon si racconta appunto questa cosa, cioè le palle di cannone di Cibiana hanno viaggiato il Mediterraneo e sono arrivati probabilmente in tutti gli scali, in tutte le battaglie più importanti, tra le quali appunto la storica battaglia di Lepanto, con la quale la Serenissima, insieme a una Lega Santa, un'alleanza di stati e piccole repubbliche dell'Europa, fermarono l'invasione dei turchi nel 1571. Ecco, da quando lei compone musica? Allora, io la prima operetta rock la portai al Teatro di Belluno nel 2007. Nel 2007 fu un'idea innovativa, così io ho sempre fatto musica con delle band musicali. Ad un certo punto mi venne questa idea di coinvolgere i miei amici cantanti all'interno di un unico progetto. E da lì è nata appunto questa idea di fare dei musical. Pian piano negli anni ne ho scritti diversi, la Balles de Canon era il mio quinto musical e i musical, devo dire la verità, mi hanno anche portato un pochettino in giro per l'Italia, in particolare la Balles de Canon ha anche ricevuto una lode dal presidente Luca Zaia che mi è arrivata tramite una lettera ufficiale della regione. E il prossimo titolo della la prossima opera? Quale sarà? La prossima opera che sto finendo di scrivere proprio in questi giorni si appoggia ad una mostra di chiavi che noi volevamo fare qui a Cibiana prima che venisse fuori questa tragedia del Covid. Volevamo fare qui a Cibiana quest'anno, proprio in occasione dei 600 anni della Serenissima Repubblica. Si tratta di una mostra di chiavi che faremo in collaborazione con la Fondazione dei Musei Civici di Venezia. Verrà posticipata. Appunto, io ho scritto un'opera che sarà quindi legata alla storia delle chiavi, in particolare sempre nel periodo della Serenissima Repubblica di San Marco. Si intitolerà La chiave di Morea, ricordando il periodo del Seicento nel quale il capitan da mar Francesco Morosini riconquistò la Morea, l'attuale Peloponneso. Ora veniamo un po' ai problemi di Cibiana. Lei è stato eletto, come dicevo, meno di un anno fa. Come si è mosso in questo periodo, in questi 11 mesi?
Io innanzitutto devo dire che sono stato un sindaco fortunato perché ho una squadra di consiglieri che sono stati in amministrazione per tanti anni, c'è chi ha fatto il vice sindaco per 20-25 anni o l'assessore, quindi devo dire la verità, la nostra squadra era compatta ed era una squadra veramente strutturata per cercare di portare avanti Cibiana, di più che altro lottare contro la minaccia dello spopolamento, che è una minaccia continua per i nostri paesi di montagna. Certamente, sì. Sono rimasto colpito e naturalmente lusingato quando questi vecchi amministratori di Cibiana hanno visto in me un possibile futuro del paese. Io ho pensato di cogliere questa occasione qui e quindi mi sono buttato a capofitto, non sapendo tutto quello che sarebbe successo, come per esempio appunto questo discorso del Covid, che però noi, devo dire, abbiamo affrontato uniti anche con i nostri concittadini. Tutti quanti rispettano le regole, tutti quanti stanno a casa e escono solo per le necessità, e si dimostra nel fatto appunto che Cibiana ha avuto solo 2 contagi e non ha avuto altre situazioni di pericolo. E questa è già una grande cosa. Ma quali sono i problemi più impellenti oggi per Cibiana, oltre che allo spopolamento? Il problema che poi successivamente causa appunto anche lo spopolamento è proprio la viabilità. La viabilità sicuramente di accesso a Cibiana è uno dei problemi più grossi, anche perché è da anni ormai che noi aspettiamo un ponte sulla Boite per riuscire a raggiungere il paese da Venasse. Noi abbiamo un ponticello attualmente che è giù basso, giù in fondo alla valle, è difficile raggiungerlo, la strada è molto impervia, è piena di curve, in inverno ghiaccia ed è particolarmente pericolosa. Ecco, sicuramente la cosa che ha frenato un pochettino anche il turismo in questi anni, nonostante noi a Cibiana abbiamo comunque grandi cose come i murales, idea di Osvaldo Dacol e di Vico Calabrò, il grande maestro. Abbiamo anche i musei di Messner. Nonostante questo ci sarebbe sempre potuto essere magari un afflusso un pochettino più grande di turismo. Questo è sicuramente dovuto alla viabilità che noi stiamo cercando di migliorare in tutti i modi possibili. Posso già dirlo che comunque ecco, hanno appena fatto una conferenza dei servizi e fra poco partiranno i lavori per lo svincolo per Cibiana, per il quale ringraziamo naturalmente il direttore Vernizzi, il direttore Artusato e Veneto Strade. Partiranno a breve i lavori per l'ammodernamento dello svincolo, che sarà messo in sicurezza, sarà molto più largo e quello già è un bel inizio per migliorare la viabilità. Poi dovremo lavorare in piena totalità per riuscire ad avere sto benedetto ponte di Cibiana. Il discorso di aver risollevato il problema della Rivalgo Venasse può portare un vantaggio a voi? Certo, sarebbe un vantaggio eccezionale per noi, perché nella Rivalgo Venasse appunto è compreso anche il ponte di Cibiana che stiamo aspettando noi. Sarebbe una strada unica che tramite un traforo collega Venasse a Rivalgo. Sarebbe secondo me la vera soluzione per eliminare i problemi di traffico in tutta la Val Boite, soprattutto in previsione di questi 2 eventi sciistici importanti che abbiamo, Cortina 2021, i mondiali e anche le Olimpiadi del 2026. Sicuramente ecco, quella sarebbe la soluzione migliore per risolvere tutti i problemi. Io ricordo che già ad oggi, nonostante non ci siano da anni competizioni sportive particolarmente importanti, ce ne sarebbe dovuta essere una quest'anno che purtroppo è saltata per via del Covid, noi comunque in inverno, a dicembre, a gennaio, ma anche nella stagione estiva, abbiamo quasi sempre il bollino nero la domenica, perché le strade sono impraticabili. L'unica soluzione sarebbe veramente quella. No, ma è certo, ma il discorso dei ritardi che sono stati accumulati dalle 3 varianti, quella di Tai, quella di Venasse, di Valle, può portare a un discorso di questo genere, a una ripresa di questo interesse? Io me lo auguro, me lo auguro. Con alcuni sindaci siamo anche già in contatto per cercare di generare una squadra compatta in modo tale che questo sia l'obiettivo di tutti noi. Il problema è che la Rivalgo Venasse è un'opera che costa veramente molti soldi, se non sbaglio si aggira intorno ai 200 milioni. Quindi per riuscire ad averla ci vuole il consenso e la collaborazione di tutti quanti i sindaci, nonché della sovrintendenza e anche di tutte le illustri amministrazioni regionali e nazionali. Questo è fondamentale. Se tutti quanti riuscissimo a collaborare, sicuramente si arriverebbe ad un progetto come questo, che è ambizioso, inutile nasconderlo, ma che sicuramente
almeno dal mio personale punto di vista, è l'unica soluzione e un obiettivo che noi dobbiamo mettere come prioritario. Il ponte di Cibiana era un mito sia per Lucilio Bianchi, per Eusebio Zandanel, come lo è ancora per Guido Desordo e che lo è ancora anche per la vostra amministrazione. Io me lo ricordo che era disegnato, il progetto era attaccato sulla parete della sala consigliare, non so se è rimasto là ancora, e poi ho assistito ai lanci, ai primi lanci dall'elicottero per fare i plinti per far partire il ponte, che poi si è fermato tutto. Proprio veramente una tragedia immane per quanto riguarda voi. Ritorniamo su un altro discorso, il Forte di Monterite. Il Forte di Monterite come andrà quest'anno dopo il Covid? Allora noi con la nostra amministrazione abbiamo già sentito anche Messner stesso che ci ha fatto sapere che ha delle idee per quest'anno per il Forte di Monterite. Noi abbiamo bisogno di questo in questo momento, perché naturalmente il turismo purtroppo quest'anno sarà fortemente penalizzato da questa situazione di Covid. Ci sarà un momento in cui si potrà partire, dovremo partire naturalmente in piccole dimensioni a piano, però per cercare di salvare il nostro turismo, del quale il Forte di Monterite, dove c'è il Museo delle Nuvole di Reinhold Messner, è sicuramente una delle punte di diamante, dobbiamo cercare di portare nuove idee e nuova innovazione. Io ricordo quando Messner mi ha incontrato per la prima volta in qualità di sindaco l'anno scorso, la prima cosa che mi ha detto è: Mattia, tu sei un sindaco giovane e quindi tu devi mettere la tua energia all'interno del turismo di Cibiana, all'interno dei progetti per il nostro museo che abbiamo sia sulla vetta e il museo anche che abbiamo giù in paese. Questa è una cosa molto importante e appunto noi dovremo cercare di lavorare, di mettere il massimo e tutte le nostre energie per portare un pochettino di innovazione a livello turistico, non naturalmente per cambiare i progetti del turismo di Cibiana che sono bellissimi, sono gloriosi, ma per valorizzare quello che c'è, valorizzare la grande alleanza che ha Cibiana con il suo amico Messner, che è stata eccezionale negli anni, ha portato un grande turismo e che può ancora portare tanto, anzi deve portare tanto. C'è una cosa sola da fare, che Messner riesca a tirar su nuovamente la Merkel al Forte, non sarebbe come male. l'ha fatto anni fa, ti ricordi? Certo, ecco. non sarebbe Niente, male. e io adesso mi avvio alla conclusione, però volevo ricordare una cosa. Voi state cercando di rifare il trampolino di salto, quello tradizionale, quello che ha resa celebre Cibiana per i suoi campioni. Come sta andando? Allora, C'è qualche proposta, qualcosa in concreta? Per il momento no. Allora, per il momento tutto questo bellissimo progetto legato al nostro glorioso trampolino, che ricordo cadde con l'alluvione del 66, nel quale hanno saltato i grandi saltatori di Cibiana come Nilo Zandanel, come dimenticarsene. Ecco, è purtroppo in questo momento seguito soltanto da un comitato e naturalmente dal nostro club sciistico, che saluto, lo Sci Club, che sono dei ragazzi favolosi. Naturalmente loro non dispongono delle sostanze per poter recuperare una struttura così ambiziosa, quindi sicuramente avremo bisogno di qualche sponsor e di aiuto anche da quel punto di vista lì. Però Cibiana deve essere ricordata anche per questo motivo. Cibiana è il paese degli Austelutte, il paese degli uccellini, è il paese dei saltatori, perché gli abitanti di Cibiana, i ragazzi di Cibiana volavano, hanno sempre volato e per un sacco di anni nella squadra nazionale dei saltatori c'erano più di tutto atleti da Cibiana. Questa cosa qui è meravigliosa. Ecco, io voglio anche fare un piccolo accenno su una cosa. Uno dei grandi saltatori del passato, che saluto, il nostro Amedeo, sta cominciando ad allenare i ragazzi delle nostre elementari. Speriamo che sia un ritorno alle grandi glorie. Alle grandi glorie, ai fasti di una volta. Grazie, signor Sindaco. Grazie. Io le auguro un grande successo anche come musicista, oltre che come sindaco, e mi auguro che questo nostro incontro sia stato molto gradito da chi ci segue in tutto il Veneto e dove noi stiamo arrivando. Allora ci salutiamo e auguriamo un buon primo maggio, che sia un maggio di rose e non di crisantemi. Un saluto a lei e un saluto a tutti quanti i nostri telespettatori.